Veneto Globe e Radio Conegliano è qui con voi anche oggi con le ricette di Armando Zanotto. Ciao Armando. Ciao Bruno. Benvenuto anche oggi. Grazie. Passato una bella giornata ieri? Sì. Bene, e stanotte hai digerito tutto quello che hai mangiato? Tutto. Benissimo. Io Anche cerco perché... sempre, caro Bruno, io cerco sempre di mangiare quelle cose che sono facili a digerire, quindi... E quelle che suggerisco, I dice che una bella bistecca, una bella costata mangiata di sera l'aiuta a dimagrire, è vero? Ma direi che può essere vero. Che siccome che mangio massa, le bistecche, ora purtroppo, care ascoltatrici, non posso confermare, perché se ne mangiasse meno potrei essere qualche chilo in meno, però è una carne che può far dimagrire. E allora cosa diciamo oggi, dopo l'antipasto di ieri, il lardo di collonata, oggi abbiamo risi e bisi secchi, secchi con acisol per chi i nostri veneti. Sì, caro Bruno, ricordate che questa è una ricetta molto antica. I risi secchi, i bisi secchi, i spezzati, quelli che si comprano adesso, che si trovano in tutti i negozi, e così talmente abbandonati che nessuno li vuole provare a farli. E oggi insisto per questa ricetta perché innanzitutto è economica, di poco costo, buona che mai, a te dà dei sapori tutti innovativi per voi signore che è un pezzo che non vi è mai capitato di mangiare un piatto di risi e bisi secchi. Quindi è una minestra che scompare sulle nostre tavole, caro Bruno. Allora, fin peccato. Allora io vado proprio alla ricerca di queste robe qua, per farvi ricordare che ci sono delle cose molto semplici, ma molto buone e di poco costo. Non vai a tirarvi fuori robe che costa tanto, perché ora se vogliamo fare robe che costa tanto andiamo al patè di foie gras, andiamo al caviale, andiamo ma noi oggi siamo... Ma noi siamo sulla nostra terra. Terra veneta. E allora, sai tu cosa che faccio, Armando? Te elenco gli ingredienti per 4 persone. Grazie. Dopo tu intervieni e mi dici come si amalgamano questi ingredienti. Allora, una bella cipolla. Ecco, la cipolla bianca o rossa va bene lo stesso? Adesso a questo periodo è meglio c'ho quei rossi. Quei rossi, dipende dal periodo. Potete anche però, Bruno, e poi anche trovare del scalogno che è più dolce, diciamo che... non è aggressivo come la cipolla. Bene, comunque prendiamo la cipolla. 200 grammi di piselli secchi, i bisi secchi, quelli spezzati. 2 cucchiai d'olio d'oliva extravergine, quello proprio vergine che più vergine non si può. Neppure baciato. Neanche baciato. 100 grammi di burro, il burro naturalmente quello delle nostre style, diciamo, fatto con dopo latte. potete mettere in mano, come qua sono stato un po' generoso, però... ma 100 grammi per 4 persone, 25 grammi a testa, non è tanto. Sa. Esatto. 5 grammi di grasso di prosciutto, se vuoi qua. Se no può essere facoltativo. Prosciutto crudo, c'è il prosciutto crudo che aveva un po' di grasso. Il grasso che è stupendo è a fare un fondo di cottura con quel prosciutto col grasso del prosciutto è fantastico. A fare una pasta di fagioli con quel grasso là del prosciutto è una cosa meravigliosa perché dà un sapore meraviglioso. Tant'è vero che una volta si buttava dentro nei 7 minestre venete tipo pasta fagioli, riso con verze, si metteva dentro i gambetti del Porcese, ma che parleremo anche di queste robe sane. Adesso viene la freddo, che quindi è più tendenziale questi piatti qua, allora ne parleremo perché vi mette dentro calorie, perché col freddo vi bisogno del caldo. E allora tanti dicono, ma ho freddo sempre, mi bevo 2 bottiglie di vino a sera. No, non sbagliate. Mangiate una bella minestra veneta che ha calorie e che non fa male. Bevete il tuo bel vino. Il bel bicchiere di vino rosso mangiando così e te completa. Non diciamo mica una bottiglia, diciamo un bicchiere. Esatto, perché il dottor Bruno che creemo noi il dottore dice sempre ma racconto nella prossima ricetta, ricordami che racconto qui del dottor che bisogna tenersi in brio col vino. Ora teniamo per dopo, perciò anche a voi altri state attenti che qua viene fuori sempre delle cose nuove
E allora 200 grammi di riso, quello per minestre, perché è specifico, c'è quello per risotti, quello per minestre, ecco, c'è quello per le insalate, questo è specifico proprio per minestre. Allora, 50 grammi di parmigiano, naturalmente grattugiato, lo mettete dentro il tocco intero, certo, grattugiato. E dopo 1,5 litri di brodo di carne leggero. Naturalmente poi tutto con sale e pepe il quanto necessario. Allora, il procedimento il procedimento è semplice. Mette a bagno i bisi secchi in acqua fredda la sera prima, come quando che fai con i fagioli. Li mette a bagno in acqua, li là, al mattino li scolate dall'acqua, li risciacquate con dell'acqua fredda e preparate il fondo di cipolla tritato fine insieme al lardo pestafin ancaù, il grasso del prosciutto. Se, come ripeto, è facoltativo, potete farne a meno, e quindi mettete il fondo di cipolla, un goccio d'olio, appassite la cipolla, mai rosolarla, appassirla perché, miei cari signori? Perché qua lei è più digeribile, la resta più elegante nel palato, nel gusto, e se no rosolarla fa più fatica a essere digerita. Quindi appassite questa cipolla, unite i pisei secchi, unite i pisei secchi, che sono ovviamente il riso, e il brodo, che coprì tutto del brodo. No, prima non si bagna, scusa. Scusami. Quindi te l'ho fatto imbrogliare. No, mi imbroglio. Te l'ho fatto imbrogliare, pensavo al vin. Quando che sei vin. Quindi la cipolla appassita nell'olio, unite i piselli secchi, li bagnate con il brodo vegetale ad cacquè su 4 persone, che va quasi 1 litro di... 1,5 litri. Sì, circa così, di brodo. E quando il tutto bolle, con i bisi, che butta dentro i risi, e da là tieni sempre mescolare fin quando che il riso è cotto. A cottura del riso, spegnete, insaporite se manca di sale e pepe poco, quando che se minestre in brodo così, perché sennò è forte, e unite ovviamente fuori del fuoco, unite il burro, mescolando intanto fino al completo scioglimento, e poi portate in tavola, e lì c'è il formaggio che vi aspetta per essere arricchita questa minestra dei risi e bisi secchi, che è qualcosa di meraviglioso, semplice, poco costo, ricette che fa ricordare, diciamo Bruno, la storia di una volta, queste ricette le tavole dei contadini, esatto, che quindi cerca di andare a scomparire, quindi noi cerchiamo di spolverarle fuori, tirarle fuori e farvi a altre signore che ci ascoltate, quindi spero che anche questa ricetta sia di vostro gradimento. Ma io penso di sì, anche se ti ho fatto fare un po' di confusione, perché mica avevo in mente il vin. Che lo disegna la prossima ricetta. La prossima ricetta parliamo quella del vin. Ma allora, riepilogando, facendo un riepilogo veloce, se taglia a fine una cipolla, se la fa... E se la fa rosolare, una volta rosolata si versa i pisei secchi, si tosta un pochettino, e dopo si copre di brodo, e dopo coperti di brodo si fa cucina, e si butta come che brodo boie, te butti dentro il riso, e là te mescoli ogni tanto il riso fino a cottura. Più o meno 20 minuti, 20-25 15 minuti. Qua, perché è un riso da minestre, quindi ha una cottura più veloce. Dopodiché insaporite di sale se necessario, una macerantina leggera di pepe, lo portate in tavola, avendo unito dentro l'ingrediente del burro, che poi si è sciolto, e da lì c'è quello che metterà più formaggio e quello che metterà meno formaggio, e così viene consumata. Se qualcuno volesse mettere qualche crostina di pan, ma non diria, perché questa
è bella che sia servita in questo modo. Ecco, allora noi altri, siccome siamo in chiusura anche oggi, purtroppo il tempo così passa talmente veloce che non riesco mai a capire se ne abbiamo ancora tanto o ne abbiamo poco. Questa volta ne abbiamo poco e con la confusione che te l'ho fatto fare, se vuoi andare a vedere la ricetta intera, andai a comprarvi il libro di Armando Zanotto. Uno dei tanti libri che lo trovano tutti in libreria. E poi adesso, miei cari signori, è un bel regalo, costa poco, l'incarte ben, ed è sempre un regalo molto gradito, perché regalo un libro specialmente che parla di cucina, e se parla schiet e net come noi oggi, come che parliamo noi altri. No, e ora le facili anche da poter praticare allora, queste ricette. Mi e Armando vediamo appuntamento per domani alla stessa ora per darvi un'altra ricetta di quelle che fa venire l'acquolina in bocca nell'ora più fantastica del giorno. Ciao Armando, ciao, a domani, Bruno. Ciao a tutti gli ascoltatori, arrivederci a domani. Arrivederci a presto, grazie.